Non poteva mancare al Vinitaly 2025 anche Vivo Cantine. Costituita nel 2012, la cooperativa riunisce i viticoltori del Veneto orientale, una cooperativa unica nel suo genere e non solo per le dimensioni. Un appuntamento molto importante, anche quest'anno notiamo una grande affluenza, molto interesse, molta partecipazione, ci dà soddisfazione, confidiamo di concludere questo evento, questa fiera nelle migliori situazioni. Una realtà con una forte posizione consolidata nel settore vitivinicolo, 2.000 soci, oltre 6.000 ettari di vigneti e un fatturato consolidato di 172 milioni di euro. Siamo una delle aziende più importanti a livello del Veneto orientale, quindi abbiamo un ottimo rapporto sia con il mondo della produzione sia con il mondo della vendita. Esportiamo parecchio, tra i nostri paesi maggiormente destinatari delle nostre produzioni abbiamo i paesi del centro Europa e comunque anche il Canada, gli Stati Uniti e parte dei paesi asiatici. E in merito alle recenti novità per l'export negli Stati Uniti, il presidente Passador ha le idee chiare. I dazi fanno male perché i dazi fanno male in quanto tali. Io credo però che questo evento, questa dazione sia un'occasione per dare un colpo di reni da parte degli operatori italiani nel settore dell'export. Non dobbiamo avere paura, credo che avendo vinto l'esperienza Covid sapremo vincere anche questa esperienza, quelli dei dazi di Trump.